Allora, stiamo parlando di questi tavoli di lavoro molto importanti e di un progetto appunto di un'agricoltura che gli agricoltori vorrebbero per un'economia nazionale anche più sana e anche remunerativa per l'agricoltura che soffre abbastanza. Abbiamo parlato di infrastrutture e correlato a questo c'è l'aspetto dell'acqua e quindi dell'irrigazione, si allaccia poi al discorso anche dei consorzi di bonifica. Sì, chiaramente una delle importanti infrastrutture che noi dobbiamo valorizzare ancora di più è l'attività che oggi i consorzi fanno. Si richiama sempre l'attività dei consorzi solo a valle di un grosso problema, il PFAS lo vediamo, oggi il consorzio di bonifica Adige Euganeo ha in progetto la possibilità di una conduttura con una spesa complessiva di circa 40 milioni di euro che porta appunto acqua potabile in quelle aree che oggi hanno difficoltà nell'approvvigionamento e che sono inquinate da PFAS, però noi abbiamo la necessità anche di avere tutta una serie di infrastrutture che diminuiscono l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione e questo si sta facendo un grande lavoro soprattutto nei comuni e nei consorzi di bonifica del Pedemontano in cui vi è l'irrigazione a pioggia e quindi la subirrigazione, quindi la possibilità di irrigare con poca acqua le piante nel momento in cui loro necessitano di avere acqua e quindi anche su questo un'attività importante che i consorzi di bonifica stanno facendo, un'attività importante tra l'altro che la Regione Veneto ha messo in campo, quindi l'utilizzo appunto dell'acqua avendo anche la possibilità di irrigare in maniera corretta ma soprattutto avendo anche strutture adeguate all'esigenza delle nostre aziende. Ecco, ce ne avevamo un po' fuori onda chiacchierando l'importanza della riduzione anche dei fitofarmaci, ma il cercare di contemperare questo discorso perché di agricoltura ce n'è bisogno, di prodotti dell'agricoltura, noi siamo tanto grandi importatori che non è un problema. Buongiorno, sono un agricoltore anziano e non consiglierei mai questo lavoro ai miei figli perché si fa tanta fatica e i guadagni sono bassi. Poi lo Stato meglio lasciar perdere. Insomma, il nostro telespettatore sicuramente ha un'esperienza che non si può sicuramente recriminare, nel senso che pone una questione importante, che è lavorare in agricoltura è un lavoro molto difficile, non è solo un lavoro manuale ma anche un lavoro imprenditoriale. Oggi gli agricoltori necessitano sempre più di avere un'imprenditoria giovanile adeguata e quindi tutta una serie di formazione e quant'altro noi dobbiamo metterla in campo. E quindi anche l'informatizzazione, oggi molti agricoltori lavorano con i droni, molti agricoltori lavorano a computer e quindi riescono a svolgere gran parte delle attività come la mungitura delle mucche con i propri robot eccetera e quindi senza l'utilizzo di stalla specifica sulla mungitura e quindi sempre più vi è la necessità della informatizzazione delle nostre aziende agricole. Sempre più oggi i piani di sviluppo rurale vanno in quel senso e quindi se oggi parliamo di 3.000 nostri giovani agricoltori che si sono insediati negli ultimi 5 anni nel Veneto, sono agricoltori che hanno un'idea ben precisa di un'agricoltura che si deve evolvere in tal senso. Quindi un altro messaggio, gli agricoltori vorrebbero un mondo più sano e pulito, da anni maneggio chimica per i miei campi e chissà se un domani non lascerà conseguenze sul mio fisico. Io sono un imprenditore agricolo e so benissimo di cosa parla, persi mio padre quando avevo 22 anni, negli anni in cui la chimica si stava mettendo in campo e penso alle atrazine e hanno dimostrato dopo 30 anni che erano cancerogene, che erano causa anche di morte. Oggi l'imprenditore agricolo è anche uno di quei lavori considerati usuranti, al pari di altri lavori usuranti che abbiamo nel nostro settore e quindi la salvaguardia anche sulla sicurezza dell'operatore, a mio avviso il nostro progetto, il paese che vogliamo, va ad analizzare anche questi fatti. Sicurezza sul lavoro. Quindi. Sicuramente sì, perché la chimica non è che manifesta i danni immediatamente, ma li manifesta a tempo debito, magari a distanza di 20-30 anni
e quindi non voglio giudicare l'industria chimica, però voglio fare una riflessione per quanto riguardano le multinazionali che la gestiscono questa chimica. Alla fine sono aziende farmaceutiche che investono e creano le molecole per fare erbicidi, fitosanitari, pesticidi, che è un termine bruttissimo ma che però talvolta la questione mediatica, giornalisti e quant'altro la mettono in campo, e sono sempre le stesse aziende che poi vanno a fare gli antidoti per curarci quando noi ne abbiamo bisogno, e quindi credo che a fronte di questo anche il nostro progetto di visione ambientale, di sostenibilità dal punto di vista della prevenzione della sicurezza del nostro lavoro e di quello che facciamo sia oggi indispensabile, non tanto magari per noi che più giovani non siamo, ma per le future generazioni, cercare di partire da questo punto per fare un'analisi dettagliata, tenere le cose buone che servono e che hanno funzionato, ma le cattive che non hanno dato risposte neanche economiche e magari anzi hanno messo a repentaglio la vita degli operatori, è giusto stopparle. A questo proposito, appunto, c'eravamo ai fitofarmaci, riduzione drastica c'è stata proprio per la stessa salute di chi opera nel settore agricoltura? Assolutamente, la riduzione c'è stata, molto importante, molto cospicua, insomma, per quanto riguarda il settore agricolo di agrofarmaci. Possiamo star felici? No, nel senso che noi dobbiamo mettere in campo ancora ulteriori politiche che diano la possibilità di avere anche piante resistenti al freddo, piante resistenti ai fungicidi, quindi diano la possibilità dell'utilizzo ancor meno dei agrofarmaci, anche se oggi sempre più l'agricoltura è indirizzata su quello. Oggi sempre più, lo diceva il Presidente prima, il 56% si è aumentato per l'attività del biologico, e ogni anno il biologico cresce. Ma perché il primo è l'agricoltore stesso che lo vuole, cioè che vuole stare in salute? Sono anche i consumatori che richiedono sempre più prodotti biologici oppure prodotti in convenzione, però con l'utilizzo sempre meno per quanto riguarda gli agrofarmaci. E quindi su questa direttiva gli agricoltori, la CIA agricoltori italiani è presente. Dobbiamo mettere in campo oggi le politiche, perché se poi abbiamo una riduzione delle produzioni, io penso che tutto quanto questo non può essere in campo agli agricoltori, e quindi anche su questo dobbiamo mettere in campo quelle politiche agricole, soprattutto comunitarie, che diano la possibilità agli agricoltori di reperire quel reddito diverso rispetto al reddito nell'utilizzo complessivo di agrofarmaci. La quindi PAC anche, non basta. Anche su questo la PAC è importante, la PAC non è sufficiente, dobbiamo mettere in campo anche politiche regionali che su questo verso dobbiamo valorizzare, dobbiamo concretizzare. Se lo Stato non ci aiuta nella difesa dei nostri prodotti a livello mondiale è meglio mollare. C'è un po' di scoramento nei messaggi che arrivano, sono messaggi un po'... No, ma noi assolutamente non molliamo. Siamo nel Veneto, abbiamo 60.000 aziende agricole capaci, caperbie, e che sanno esattamente cosa devono fare ogni giorno con le loro produzioni per dare la possibilità sicuramente di avere un prodotto sano, genuino e competitivo nel mercato. E quindi questo dobbiamo valorizzare i nostri agricoltori e valorizzare quegli agricoltori che oggi non fanno solo l'agricoltura per la produzione dei prodotti, ma fanno anche un'agricoltura per il rispetto del paesaggio, per il rispetto dell'ambiente in cui loro ci sono. E quindi anche il paesaggio e l'ambiente è un altro elemento importante che è in capo agli agricoltori. E anche su questo noi allora ci domandiamo, ma se gli agricoltori hanno questa gravità di combenze di attività, quindi l'ambiente, il territorio, il paesaggio, che sono in campo agli agricoltori, noi su questo dobbiamo mettere in campo anche quindi quelle politiche che diano la possibilità agli agricoltori di rimanere nel territorio. Sì, lo diciamo sempre, quando chiude un'azienda agricola non chiude solo un'unità produttiva, ma chiude un'intera area in quel territorio, in quel paesaggio in cui l'agricoltore metteva in ordine i propri campi, metteva in ordine il proprio paesaggio. Quindi ecco, su questo noi dobbiamo essere molto decisi nelle politiche sia nazionali sia comunitarie ma anche regionali. Un attimo vediamo se la regia ci rimette in onda il messaggio di poco fa, che così possiamo anche rileggerlo insieme. Buongiorno Elena, sono molto sensibile alla tematica di oggi. Dobbiamo valorizzare e tutelare la categoria degli agricoltori che sappiamo non vivono nell'oro, specialmente se sono piccoli. Spesso sono aziende con un trattore e un operaio, se va bene. Sicuramente quando c'è un trattore e un operaio va molto bene, molto spesso sono aziende anche di carattere... va molto bene. Sì, nel senso che
per spiegarmi, nel senso che molto spesso sono aziende molto familiari, quindi sono aziende familiari che non hanno la possibilità di avere dei dipendenti, perché i dipendenti costano e poi ci vengono a ricriminare il fatto che il costo del prodotto è importante, quindi anche su questo gli agricoltori lavorano tanto per avere anche una riduzione dei costi di produzione. Assolutamente. Ecco, tante volte ci scrivono, ma sempre gli agricoltori a lamentarsi, in fin dei conti ricevono tanti soldi dall'Europa, dallo Stato, eccetera. È vero questo? È vero, quindi mi allaccio qua alla PAC anche adesso. È vero in parte, ricordo ai telespettatori che l'Italia, gli agricoltori percepiscono circa all'interno della loro produzione lorda vendibile circa il 23% dei contributi, ma ricordo anche che gli americani ne ricevono il doppio di contributi, i francesi ne ricevono il triplo di contributi e quindi l'Italia è quella che riceve un po' meno degli altri, e quindi se noi vogliamo valorizzare gli agricoltori dobbiamo capire che questi contributi che sono relativi alla politica agricola comune della PAC sono contributi che sono dati agli agricoltori per produrre prodotto sano, genuino, a minor prezzo, ma soprattutto avere anche un paesaggio e un ambiente adeguato. Ricordo che questo ha un costo. Se noi la domenica andiamo in montagna a vedere le malghe oppure andiamo nel Brenta a vedere il paesaggio, tutto questo ha un costo e quindi il costo non può essere solo in carico agli agricoltori, ma deve essere un costo legato alla collettività. Un'agricoltura forte vuol dire un paese forte. Allora, accennato al discorso di andare in montagna, andare in altre zone, andiamo in un parco colli, andiamo in varie situazioni, anche pedemontane, e troviamo la fauna selvatica che ormai va dappertutto. Allora, tensione massima, perché tocchi la fauna selvatica, si levano gli scudi da una parte, però la lasci indiscriminatamente muoversi, come adesso è il caso che sta esasperando certi ambiti territoriali anche della nostra regione, il caso lupi. Poveri allevatori della zona hanno dei danni anche ingenti, poi parliamo dei cinghiali del nostro territorio, area colli per stare qui vicini, Presidente, e anche lì se ne parla adesso meno però il fatto c'è sempre, no? Come la mettiamo con la fauna selvatica? Anche lì c'è un vostro tavolo. Sì, c'è un tavolo specifico, però noi come CIA ci siamo mossi anche nei confronti della Regione ancora nell'anno scorso con proposte concrete per quanto riguarda la legge 157 del 92, che noi sosteniamo siano leggi ormai vecchie e obsolete per il cambiamento che abbiamo dovuto vivere in questi 30 anni. A fronte di ciò posso anche riconoscere che però ci sono alcune associazioni ambientaliste e animaliste che si contrappongono a certo tipo di scelte. Penso a quella legge che a suo tempo fu fatta perché c'erano delle specie animali che erano in via di estinzione. Per salvaguardarle si è normato un decreto dei decreti legge. Oggi questa fauna, questi animali hanno preso il sopravvento su quello che è la responsabilità imprenditoriale di chi fa agricoltura quando subisce i danni, che poi vengono indennizzati per modo di dire, diciamocelo, e allora noi a fronte di ciò ci siamo messi in campo per dire che serve un giusto equilibrio e serve nel rispetto anche della natura, ma che questa fauna selvatica non sia che sia predominante nel rispetto correre per strada nei colli e attraversarti da un cinghiale magari da 2 quintali, 2,5, subire dei gran danni e rischiare anche la vita, penso non sia lecito. Per quanto riguarda il lupo, le vecchie tradizioni della transumanza, perché molte malghe vengono prese da agricoltori magari anche di pianura o di pedemontana che si trasferiscono nel periodo primaverile e estivo in montagna, a salvaguardia di ciò il lupo ha avuto predominanza su quel tipo di territorio. Penso che nel 2019 i nostri agricoltori che vanno su in malga hanno subito attacchi e morti per i loro animali di circa 190 animali. Questo è un po' un dramma, perché sono anche di quelle tradizioni che ti identificano quando un turista vuole venire a fare un giro, vuole venire in Italia per vedere territori e magari assaggiare prodotti di qualità, prodotti in quello specifico territorio. E quindi noi abbiamo estremo bisogno di risolvere il problema in tempi. Poi adesso parliamo di cinghiale, parliamo di lupo, però possiamo pensare anche ai cormorani, alle nutrie, in alcuni posti a daini, cervi e in altri ancora magari un po' più su anche all'orso.
Allora, vediamo di affrontare anche altri tavoli di cui non abbiamo accennato, anche la questione della cimice, che comunque è un problema, vediamo come sia stato portato appunto nei tavoli di lavoro, dopo la pubblicità, pochi secondi.